A fronte di una innovazione tecnologica molto importante che ha interessato la rete ferroviaria, specialmente qui nel bacino veneto, che ha portato a eliminare la presenza del personale lungo le linee, si è posto questo problema di tutelare e gestire questo patrimonio immobiliare molto importante. La soluzione che si è trovata oggi, si è formalizzata, è quella di strutturare un'azione di promozione da parte della Regione per avvicinare il RFI meglio al territorio, dialogare, quindi la Regione presenterà i soggetti che sono interessati all'utilizzo di questi immobili, RFI valuterà la proposta che ovviamente è molto importante perché viene sottolineata e presentata da un soggetto accreditato e autorevole sul territorio. Si dialoga a quel punto direttamente con i comuni o con i soggetti interessati, si stabiliscono con gli strumenti contrattuali già previsti e già in atto in azienda, in particolare il comodato d'uso gratuito, laddove ci fosse un equilibrio, un pareggio fra gli oneri che derivano dalla gestione dell'immobile e i possibili introiti per mantenere questa attività, e se c'è un equilibrio assoluto si mantiene il comodato d'uso gratuito, altrimenti si stabiliscono delle altre forme di contrattazione con le locazioni, con i contratti d'uso.